Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una piccola pillola del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di una domanda che mi ha fatto un mio caro amico, il quale mi ha chiesto cosa ne penso, di questo rituale, questa manifestazione che c'è stata in Egitto, no? E che sotto alcuni aspetti potrebbe avere anche delle valenze importanti esoteriche. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Ildegada, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, se sei di passaggio, è la prima volta che mi vedi, e di venirci a trovare nei nostri gruppi social, soprattutto in Facebook, dove stiamo rilanciando un gruppo del nome Radionica, Radioestesia, Tarologia ed Ermetismo. Siamo più di 1430 amicizie, stiamo crescendo e se non ti sei ancora iscritto, iscriviti. In più abbiamo il sito capitano.interviste.org, i link sono sotto qui in descrizione dove potete scaricare gratuitamente 20 ebook di radionica radiestesia con tanti circuiti e spiegazioni fatti da Marietto Veneziano, ne hanno già scaricati più di 150.000 e il Marietto Veneziano ha regalato all'umanità dal 2015 in avanti più di 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiestesici con tanto di istruzioni. Qui abbiamo una sezione shop per chi vuole comprare ad esempio questo amuleto, costa 150 euro più 10 euro di spedizione, oppure ci sono altri servizi che il Legare Marietto Veneziano offrono a pagamento. Se vuoi anche un consulto privato costa 20 euro 45 minuti. Qui sopra il numero per Telegram. Bene, andiamo avanti e parliamo un po' di questa situazione che a mano che le persone o seguono il Marietto hanno già anche delle basi esoteriche, incominciano a capire che certe manifestazioni, tipo partite di calcio o manifestazioni, tipo anche il carnevale di Rio, oppure queste manifestazioni che in Egitto si sono svolte. Insomma, tutti quei posti dove ci sono assembramenti importanti di persone, sia tramite TV, sia tramite persone fisiche, per chi sa utilizzare certe tecniche esoteriche, non sono altro che degli accumulatori di energia. La Chiesa di Stato, la Chiesa da 1500 anni, è un maestro in queste cose qui. Infatti ogni domenica, ad esempio, fino a quando non è stata inventata la 500, no? È stata creata la Fiat della 500, che gli operai al posto che andare, come si dice al mare, prima andavano in chiesa, no? E poi è arrivata la 500 e la popolazione, al posto che andare alla domenica a montare le gregore, a ricaricare le gregore, scappavano al mare o andavano in vacanza perché è arrivata a 500. Però prima di quel periodo lì, prima dei social, della TV, no? Ci sono state queste religioni di Stato che la facevano man bassa, no? Man bassa catturavano un sacco di energia e continuavano a essere sempre potenti, sempre fluorenti. Adesso però purtroppo siamo entrati, come dicevo già dal 2012-2015, il vostro Marietto Veneziano, in una situazione estremamente negativa per la popolazione europea, siamo sotto un influssi planetari veramente insomma, deleteri, abbiamo già visto dal 2020 i primi accenti, i primi fuochi, no? Le prime scintille, no? E anche adesso siamo dentro, le nostre forze politiche stanno facendo tutto il possibile e anche i servizi segreti, le forze dell'ordine, l'esercito sta facendo tutto il possibile per contenere i danni, no? La nostra fortuna è che siamo una penisola, come mi ha detto nel 2000 Silvietto, no? Perché se tu, quando al Silvietto gli hai detto ma chi sono i nostri nemici, lui mi ha detto tutti. No? Io mi sono un po' raffreddato, però mi ha detto la nostra fortuna è che siamo una penisola e c'è il mare intorno a noi. Quindi, quando vedete queste, come si dice, manifestazioni di massa, queste manifestazioni importanti di massa con dei simboli, ma anche il calcio è una manifestazione di massa, lì si svolgono chiaramente delle attività esoteriche, perché chiaramente si sa utilizzare e ognuno tira l'acqua al suo mulino, no? Gli egiziani tireranno l'acqua al mulino degli egiziani, gli italiani quando c'è il calcio e chi sa utilizzare queste energie tireranno per il loro e gli americani quando c'è baseball tireranno le loro. No? Adesso noi stiamo passando questo periodo importante, il consiglio Marietto sono sempre uguali, ma
se per la prima volta stai guardando questa pillola, ti consiglio di andare nel sito Capitano, scaricare l'ebook dell'avvocato Cerattini per proteggere il sacro suolo italiano e poi guardare tutte le pillole del legame magnetoizzano che danno dei piccoli input. Io ultimamente ho spiegato che spesso e volentieri, capite, ogni volta che si va in giro, ad esempio, per le città, no? Cioè non è che bisogna andare in Egitto, chi va in giro per le città, no? Ed entra in palazzi si può rendere conto che ci sono dei geni, no? Che vengono messi magari da abitanti di altre città. Quindi ci sono situazioni micro e macro. Adesso noi siamo in una situazione macro molto difficile. Gli egiziani stanno facendo tutto il possibile per creare la loro, rinforzare la loro egregora, anche noi non stiamo scherzando, però noi nel nostro piccolo possiamo attivare i circuiti, seguire il marietto veneziano, comprare il ciondolo se uno ha la possibilità finanziaria. E vi ricordo anche che al di là dell'analisi del sottosuolo, al di là di tutto, si inizia con un buon materasso, che sembrerà una battuta, ma mi sono reso conto che in tante analisi radiologiche, radiostesiche, in molte situazioni anche disgreganti delle persone, oltre falde acquifere, geni a destra e a sinistra, è il materasso. Dopo il materasso, la vitamina C, l'MSM e la melatonina e poi di conseguenza studiare esoterismo in modo approfondito, creare cerchi di fuoco, l'ovetto colorato e tutte queste cose qua. E adagio uno si comincia a creare un abito mentale. Purtroppo per quelli che passano qui e non credono a quelle cose che ha il Marietto, io purtroppo non posso farci niente perché alcune persone hanno dei cancelli mentali davanti. Però gli altri che sono un po' più sensibili a queste cose si rendono conto che gli egiziani si stanno muovendo in certe direzioni, noi in altre, proprio per prepararci alle future situazioni e ai futuri scenari che in Europa si stanno via via accelerando. Quindi, a buon intenditore, poche parole. Bene, grazie cari amici di aver seguito e attenzione a questi riunioni come si dice, di acceleratori, di catalizzatori di energie egregoriche. Quindi ascoltate sempre il Legame Magneto Veneziano. E questa sera alle 21:30 abbiamo attività interattive gratuite di Legame nel suo canale. Grazie e alla prossima, ciao.